Ciao, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria Live. L'ospite di questa puntata è Vincenzo Comunale. Ciao Vincenzo. Ciao ragazzi, ciao Daniele, ciao Stefano, ciao a tutti quelli che ci stanno guardando e grazie dell'invito. Grazie a te di essere venuto a Tintoria. È tornato purtroppo a co-condurre Stefano Rapone. Sono tornato, non volevo esserci perché non mi piace Calgaro. No, non è non è vero. No, saluto Calgaro, non c'ero per motivi personali, però mi spiace non esserci stato. Spero tu abbia detto a Calgaro che non c'ero per questi motivi. E non Calcola che perché... ci ho pensato dopo, durante tutta la puntata con Davide non ti ho mai nominato. Questa è una cosa inconscia tua che dove far fuori, secondo me, Credo proprio, cioè da tipo questo podcast. mai, però poi ho usato il tuo nome per fare promozione della puntata anche se tu non c'eri. Questo è come ti tratto, però d'altronde poi per i soldi che prendi ci sta. Ci sta. Allora, Tintoria, io come sempre lo apro dicendo come ho conosciuto l'ospite e Vincenzo, secondo me io e te ci siamo conosciuti una serata all'Oppio Caffè. Sì, Tanti anni fa, non so se era già un provino per Natural Born Comedians o era solo un open No, mic. forse era un open mic, diciamo, di quelli che si facevano normalmente all'Oppio Caffè. Poi dopo c'è stato Natural Born Comedians e quindi siamo andati anche a Milano, mi pare lo Sloan Square e un altro locale pure. Però sì, ci eravamo conosciuti originariamente una serata, credo, di open mic classica, diciamo. Sì. Come andò quella serata? Perché l'Oppio Caffè, che oramai non è più un locale dove si fa stand-up, anche se credo che tengano ancora il logo di Comedy Central poggiato sul muro. Per chi non lo sapesse, insomma, è un locale con vista Colosseo, proprio davanti al Colosseo, potenzialmente molto bello. Poi a livello pratico era il locale più difficile d'Italia, cioè le serate erano una giungla, non sapevi chi ti trovavi davanti, la sala poteva essere mezza vuota, ci potevano essere tavolate di stranieri. Quindi, com'era andata quella serata? Esatto, infatti stavo per dire o mezza vuota o peggio ancora piena, ma di americani che non capivano cosa stessi dicendo. Sì, no, io adesso quella serata lì specifica non me la ricordo, ma mi pare di ricordare che forse la prima serata che ho fatto lì all'Oppio fu anche la prima serata di altri comici, nel senso che ricordo forse anche Martina Catuzzi era lì per la prima volta. Adesso ho ricordi un po' confusi in generale della prima volta lì, perché sono poi andato diverse volte. E come sono state le tue esperienze allora in generale all'Oppio? Beh, all'Oppio diciamo non bene ma non benissimo, nel senso che cioè, se dovessi riguardarmi di 2 serate c'ho anche il video e non li riguardo mai perché mi faccio schifo da solo a riguardarmi, a parte che ero proprio io ancora veramente agli inizi, quindi sai, i primi pezzi che scrivi, poi se ti riguardi, io già adesso se riguardo un pezzo dell'anno scorso trovo 1000 difetti e mi sento male dentro, figurati quelli stiamo parlando credo 2015 come anno, quindi io ero proprio giovanissimo e erano proprio i miei primi pezzi anche di stand-up, era il mio primo approccio a un ambiente, diciamo, puramente di stand-up comedy, visto che venivo da laboratori comici che parallelamente frequentavo comunque, perché quel periodo lì io ero a Roma perché studiavo lì all'università e quindi praticamente univo lo studio universitario la mattina alle serate la sera tra Oppio Caffè e quindi gli open mic all'Oppio facevo, poi il mercoledì c'era il laboratorio Zelig e il venerdì scendevo praticamente nel weekend a Napoli perché il venerdì c'era a Salerno un'altra serata di Zelig Lab, quindi praticamente io riuscivo in una settimana a fare 3 serate in cui testavo lo stesso pezzo in 2 o 3 città diverse. Però era proprio gli inizi, cioè era praticamente erano proprio i primi pezzi, quindi ci sta che molti non fossero andati proprio bene, ma meglio così perché poi io ci ragionavo su, capivo, cancellavo le battute, le cose. Beh, comunque è incredibile che a 19 anni tu riuscissi a salire 3 volte a settimana sul palco, cosa che molte volte io non riesco a oggi fare è manco al di là del sì, 2020. ma erano altri tempi, capito? Cioè, nel senso, adesso sembra parlare un po' da boomer, da nostalgici, però veramente questa cosa manca molto, secondo me, oggi, al di là di questa situazione che stiamo vivendo, però anche quando ci sono le serate manca proprio l'ambiente dell'open mic, dei laboratori, cioè ce ne vorrebbero di più, con più frequenza, perché quello poi è quello che mi ha aiutato a formare il mio primo repertorio e quindi il primo spettacolo e poi via anche il secondo, eccetera. Cioè, nel senso,
se uno poi riesce a fare tante cose, ad avere tanto materiale, è perché fondamentalmente hai la possibilità di salire sul palco e testarlo quel materiale, perché sennò te lo fai a casa tua, ma non serve a nulla. Quindi sì, quello mi ha aiutato tantissimo. Cioè, avendo iniziato giovane, mi ha aiutato però il fatto che avevo l'opportunità di, tra Laboratori Zelig e Open Mic di stand-up, di provare quel materiale. No, infatti noi, guarda, mi ricordo che tu eri giovanissimo, cioè c'hai 19 anni, considera che, come già l'ho detto a Calgaro, però quando io ho iniziato avevo 24 anni, a parte che ora starnutisco, e ero io uno dei più giovani, e ce n'avevo 24, più giovani di me c'era solo Frasca, e poi a un certo punto Sì, si è sì, mi spuntato tu, ricordo. e Sì, ne avevi sì. 19. E noi, tu mi ricordo venivi indicato e si diceva, lo vedi quello viene dal cabaret. E Sì, 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 sì. Ma perché ancora oggi, nel senso, ancora oggi, no, ma sì, veramente? in parte sì, in parte sì, Okay. ancora c'è questa cosa, perché comunque mi sono sempre trovato, e mi è sempre piaciuto anche lavorare in più contesti diversi, no? Nel senso, la mia filosofia è: io faccio quello che faccio sul palco e vado lì dove mi fa piacere andare, dove mi danno l'opportunità di farlo. Quindi che dietro c'è il logo Zelig piuttosto che un'altra trasmissione o un altro contesto, o che c'è scritto stand-up comedy, per me è abbastanza indifferente. Ovviamente non è indifferente, nel senso che tu vai diversamente a una serata, ti prepari diversamente conoscendo il contesto, però sì, ancora oggi mi capita. No, più che altro, sai, la cosa curiosa è che se vado in un contesto, diciamo, classico di cabaret, mi dicono: ah, voi della stand-up, che voi il microfono col filo, e fanno le battute così. Se vado in un contesto di stand-up, a volte capita ancora che mi dicano: ah, tu hai fatto zero, quindi cabaret. Vieni Quindi dal sì, sto cabaret. a metà tra le due cose. Anche in questo caso la metafora di Balto torna. Esatto, Sì, esatto, metà lupo, metà cane. Sì, Esatto. non so chi esattamente. sono, sì. E Ma tra quindi, l'altro vai Stefano. no, tu avevi 19 anni, quindi quando hai cominciato a fare Sì, stand-up, oppure sì. hai, No, l'Oppio Caffè avevo 19 anni, quel periodo là, sì. però hai cominciato Però prima ho tu? iniziato prima, sì. Ho iniziato in realtà facendo... la prima volta sul palco proprio è stata a 12 anni, 12-13 anni, in un monologo in un villaggio turistico. Poi da lì mi sono iscritto, tornando a Napoli, mi sono iscritto a un'accademia di recitazione, quindi ho iniziato studiando recitazione a teatro, e ho capito quasi subito che in realtà del teatro classicamente inteso non mi interessava più di tanto, e quindi ho cominciato a frequentare un laboratorio di cabaret al Teatro Diana di Napoli, che però era proprio un laboratorio comico, quindi ho cominciato a scrivere i miei primi pezzi, i miei primi monologhi, e poi da lì, anche trasferitomi a Roma, la stand-up all'Oppio Caffè. Sì. Quindi diciamo gli inizi, 16-17 anni ho cominciato a scrivere, 19 mi sono affacciato proprio all'ambiente della stand-up. Allora, io volevo dirti questa cosa perché, come diceva, cioè tu hai cominciato a 12 anni, diciamo, a capire che volevi fare questo. Cioè, per Sì, me, sì. diciamo, capire cosa volevo fare, io l'ho capito tipo a 28 anni, cioè, quindi, cioè, ho perso un sacco di tempo, diciamo, nel Ma non frattempo. è vero, non è vero. No, però dico nel senso, cioè, per me la cosa più difficile, una delle cose più difficili, sia personalmente nella vita, ma anche in questo mestiere, è anche capire quello che vuoi fare, perché magari molti Certo, iniziano e poi dopo un anno o due dicono: no, questo non è non per fa me. per me. E in generale nella vita capire quello che vuoi fare è molto complicato. Io appunto l'ho capito all'università più o meno, poi dopo piano piano sono arrivato a una consapevolezza, e però avevo già appunto 28 anni. Cioè, come mai tu l'hai fatto a così giovane, cioè in realtà così giovane? Sei stato incoraggiato dalla No, famiglia? anzi, no. Ok. No. Cioè, incoraggiato nel senso che comunque i miei non mi hanno ostacolato, questo no. Però neanche, cioè, manco a dire, capito, ci avessi qualcuno in famiglia che faceva cose simili. Assolutamente no, è stata una cosa che mi è nata, cioè è stato, capito, un colpo di fulmine, un innamoramento riguardante la comicità in generale. E poi pian piano ho capito, in realtà fin da subito ho capito che proprio mi piaceva la dimensione del monologhista, cioè non mi interessava fare sketch o personaggi o cose così. Allora, io sono sempre stato un tipo molto appassionato alla creatività, quindi ho diverse passioni tra il cinema, i manga, le cose, eccetera. Però, quindi quando ti veniva questo colpo di fulmine su una cosa, è sempre pericoloso, perché non sapevi mai se era una roba passeggera, soprattutto appunto in giovane età, no? Non sai mai se quella roba ti piace per un mese, ascolti solo quel tipo di musica e poi il mese dopo passi ad altro,
oppure se è una cosa che dura nel tempo. Nel caso della comicità, a differenza di quasi tutte le altre passioni che mi sono venute negli anni, la comicità è stata una cosa che mi è partita subito come passione ed è rimasta nel tempo, cioè l'unica che ad oggi, proprio con lo stesso entusiasmo, io salgo sul palco, scrivo le battute, le cose, cioè proprio un innamoramento, cioè non saprei definirlo diversamente. Nato però non come colpo di fulmine, ma pian piano negli anni, sai, con piccoli indizi, nel senso c'erano i film di Troisi, le commedie di Salemme, i film di Addo Giovanni e Giacomo, quando ero piccolo io e mio fratello eravamo fissati con Addo Giovanni e Giacomo, quindi tante piccole cose riguardanti la comicità che pian piano negli anni mi hanno in qualche modo indirizzato verso quella cosa, voglio fare questo, mi piace. E senti, ma di monologhisti hai detto, cioè ti sei accorto che avresti voluto fare monologhi provando a fare laboratori o salendo sul palco e provando a fare monologhi, oppure già perché avevi visto dei monologhi che ti piacevano, avevi visto dei comici? Guardandoli, cioè guardando una trasmissione televisiva o uno spettacolo, nel momento in cui guardavo il monologhista ne restavo più colpito, più affascinato, e questo riferito non solo a, cioè magari in gran parte agli italiani, no? Però poi in quel periodo lì, diciamo, della mia adolescenza era anche stava esplodendo YouTube, no? E quindi sono arrivati tutti gli stand-up comedian americani con i sottotitoli in italiano e io mi sono cibato di quella roba là con grande passione, quindi arrivava dalla TV magari un tipo di comicità improntata più sul varietà, quindi c'erano i monologhisti, ma c'erano anche chiaramente i personaggi, gli sketch, i film e tutto quanto. Sul web invece arrivavano solo i comedian, no, americani, e tra le due cose io ero colpito da entrambe, e ogni volta che vedevo appunto un comedian, un monologhista eccetera, dicevo bello, cioè vorrei farlo pure io. Sì, ricordiamo sempre che Comedy Sub ha portato la stand-up comedy in Italia. Sì, Perché sì, poi... sì. No, veramente, ma quello è stato, guarda, è stato utilissimo perché ti ha aperto un mondo che prima di YouTube non avresti, cioè non avevi accesso. E nel mio caso è coinciso proprio con gli anni dell'adolescenza, e quindi quando stai più su internet e quindi ti arrivano queste cose qua e mi si è aperto un mondo. E senti, adesso quando... Cioè, guarda, mi piace averti ospite perché sei l'unica persona con cui posso fare un discorso del tipo adesso cosa ti trovi meglio a fare? Perché poi so che mi capisci. Stand-up o cabaret? Nel senso, ti trovi più a tuo agio in un ambiente tradizionale, più generalista, cioè per un pubblico più ampio, Largo, più rilassato, più largo, oppure a fare cose un po' più specifiche per persone che vanno a vedere una serata che può essere, non lo so, chiamiamola alternativa, ma può essere banalmente più volgare. No, non ho dubbi su questa cosa, cioè più la stand-up sicuramente, anche perché credo fortemente che soprattutto non solo la mia generazione, ma quelli ancora più giovani siano sempre più proiettati verso quel tipo di serate, e io aggiungo meno male, quindi mi sento anche io più a mio agio, perché in una serata di stand-up la vera differenza, no, con questi altri contesti in cui ci si riferisce a un target più ampio, la vera differenza è che nella stand-up è importante la risata, è importante intrattenere, però tu hai la possibilità di salire sul palco, non che non ce l'abbia in quegli altri contesti, sia chiaro, però hai maggiormente quella possibilità, il pubblico sa che stai salendo sul palco innanzitutto per dire qualcosa e farli ridere con quel qualcosa, con quel tema, con quel punto di vista, con quella... quindi mi sento sicuramente più a mio agio nel fare questo. Poi a me piace molto, cioè la versatilità è una cosa che riconosco nel mio stile, perché comunque anche quando faccio stand-up non porto mai, cioè banalmente non uso neanche troppe parolacce o cose così, però proprio è una mia prerogativa, non è una scelta, è proprio fa parte del mio stile comico, e quindi riconosco che quella cosa lì si apre a poter essere largamente condivisibile, e quindi mi dà la possibilità di esibirmi anche in altri contesti. Ben venga, nel senso che mi fa conoscere da più gente tendenzialmente. Certo. Senti, esiste però un magico mondo a Milano, un magico locale, che vedo tra l'altro rappresentato in uno degli oggetti dietro di te, che poi sarà il tema della serata, in cui la stand-up e il cabaret si uniscono in una miscela esplosiva. Stiamo parlando dello Zelig, che salutiamo,
vogliamo raccontare anche a questo punto che cos'è la borraccia dietro di te. Quella è una borraccia banalissima con sopra... Ce l'hai pure tu. Ce l'ho pure io, un adesivo con scritto Italian Stand Up, che è il regalo... di carta, tra l'altro. Sì, veramente un adesivo da 2 soldi, diciamolo, perché poi con tutto il rispetto per Zelig, però un adesivo da 2 soldi su una borraccia molto banale che hanno dato agli stand-up comedian che sono andati a portare, tra virgolette, la stand-up allo Zelig. E questa è la retribuzione, ricordiamolo, della serata. Esatto. Manco quella, pensa un po'. Calcola che a Rapone non gli hanno dato... non te l'hanno data? No, né la borraccia né la retribuzione vera e propria. Quindi... io ho fatto uno spettacolo, ma ancora sto aspettando poi era tipo 200 euro, cioè manco tanti, insomma. Però vabbè, per Rapone spicci. Però appunto lo Zelig è un locale fighissimo con il pubblico tradizionale dello Zelig, che quindi viene letteralmente dal cabaret, però poi quando ha aperto alla stand-up quel pubblico lì era molto vorace di contenuti e di cose. Ora tu allo Zelig ci hai lavorato un botto, cioè ci hai fatto... Sì. Mi sento di casa, diciamo così, sì. Esatto, anche perché tu collabori con Zelig TV, o hai collaborato con Zelig TV? Ho collaborato perché adesso praticamente ha chiuso in sostanza. Adesso non ho capito se riapre su Sky, farà delle cose. Abbiamo fatto una nuova stagione proprio di Zelig programma su Comedy Central. Club, C-Lab. Sì, Zelig Club, sì, che è andato in onda già da questa settimana. Io penso che starò verso le ultime puntate, però sì, andrà in onda tutti i mercoledì, mi pare, sia il mercoledì, se non cambia il giorno. Sì, però la collaborazione con Zelig è una cosa molto felice per me, nel senso che è una cosa di cui sono molto contento, perché come dicevi tu, magari la gente quando pensa a Zelig pensa esclusivamente alla trasmissione, me ne rendo conto, però quella è la punta dell'iceberg, perché sotto c'è tutto un mondo, in primis il locale, che è credo uno dei posti più belli e più adatti in cui fare comicità a 360 gradi, cioè veramente c'è un'apertura totale a qualsiasi tipo di comicità, contrariamente a quello che magari si può pensare nell'immaginario comune, perché lo associ comunque al cabaret televisivo, appunto. Però in realtà fare stand-up a Zelig è un'esperienza fighissima, perché hai un pubblico pronto all'ascolto, che sa cosa sta andando a vedere e si vuole divertire, che sono proprio gli ingredienti perfetti. Sì, devo dire, se pagassero sarebbe un locale spettacolare, diciamo. A Rapone gli è rimasta sta cosa. Ma mi dispiace, perché è strano, tu che li conosci, diglielo magari, guarda. Io lo dico, infatti, perché io non ho mai avuto questi problemi, perché sennò manco io. Quindi manco io gli ho pure venduto il mio vecchio spettacolo che si poteva guardare su Zelig TV, che credo fu quello spettacolo lì a triggerare Dado Tedeschi, che salutiamo, che mi definì scarso in uno status taggandomi. Quella di oggi è la puntata dei rancori che escono fuori. La puntata dei rancori. Guarda, non so se lo sapevi, ma sì, questo Dado, che salutiamo, figurati, un amico, un collega stimato e venerabile maestro. Certo, insomma, un giorno evidentemente stava facendo zapping un po' di mesi fa e deve essere incappato in qualche spettacolo di stand-up, immagino su Zelig TV, e quindi aveva fatto uno status, e Dado è sempre molto carino negli status, dice guarda quanto sono bravi i giovani, io lo stavo leggendo ad alta voce a Rapone, perché eravamo in treno insieme, ed era tipo, visti una serie di spettacoli, ci sta tipo Clara Campi bravissima, Saleri molto bravo, Fabbri molto bene, Daniele Tinti scarso, e basta. Tipo. Basta così, questa era io ero l'unico taggato ero io, ho scritto scarso. E ora nel mondo della stand-up, che comunque è un mondo di gente permalosa, dove c'è tutto un detto non detto, delle accuse e delle non accuse, però io penso di essere l'unico comico a cui un altro comico abbia scritto scarso nello status, taggandolo. Poi naturalmente io e Dado ci siamo chiariti io credo di avergli messo un cuore. Quello è stato il nostro chiarimento. Che è la reazione migliore in questi casi. Esatto. Salutiamo Dado, un amico oltre che un collega da cui c'è tanto da imparare, anche la sincerità evidentemente. Però allora, io volevo dirti, la collaborazione con Zelig, al di là di adesso
C-Lab o Club, non so come sia. In entrambi i modi, uno lo dice in un modo, uno in un altro. Uno lo dice in un altro, perfetto. Tu facevi anche tipo delle interviste per strada, Sì, per sì, Zelig sì. TV. Quello è Come, stato... Sì, come scusami. nasce quella cosa là? No, vai, tanto ti volevo chiedere di parlare di quello. Cioè, come nasce? Perché poi Zelig comunque sia, fa base tecnicamente a Milano. Milano. Io ti ho sempre visto su un mondo più Napoli e Roma. Come sei arrivato a proporre quella cosa o loro a proporti quella cosa? No, è stato il contrario, perché loro praticamente quando hanno aperto Zelig TV c'erano vari programmi, no, da inserire nel palinsesto del canale, e tra questi c'era questo programma che si chiama People From, in cui facevano le stesse domande scritte dagli autori a tutte le persone d'Italia. Cioè c'era un inviato in ogni città d'Italia, e quindi quando gli serviva un inviato da Napoli hanno chiamato me, praticamente. L'unico modo che avevo per lavorare stando a Napoli per Zelig, quindi pure è stata una cosa figa, perché poi tra l'altro io non avevo mai fatto un'esperienza del genere, nel senso non sapevo neanche se ne fossi capace. Quando mi hanno detto vai in mezzo alla gente, io sono poi tendenzialmente una persona abbastanza timida, per quanto non si direbbe nel mio modo di essere magari anche su qua, però in realtà sono molto tranquillo di fermare la gente per strada, mi sembra una cosa strana, invece è stato bellissimo e mi ha dato modo anche di conoscere, mi rendo conto è molto retorica questa cosa, però è vera, meglio i miei stessi concittadini napoletani. È stato molto bello, cioè da quello che ti ferma per strada che sembrava che gli stavo chiedendo i soldi, dice no, così scostumato, a quello che invece si ferma e sta lì e ti vuole raccontare tutta la sua vita, quindi è stato molto, molto formativa come esperienza, devo dire. Senti, immagino di sì, e quella è stata perché tu, tra l'altro, hai fatto, se non sbaglio, un po' di cose alternative al palco, cioè tu hai anche, cioè, presenti serate, hai presentato serate, Sì, hai sì. presentato premi, oltre ad essere stato premiato, ma non siamo certo qui per fare i complimenti agli altri comici. No, Come ti sei trovato a presentare? Perché è una cosa ancora diversa, cioè nel senso è proprio è un ruolo completamente diverso. Che però mi cosa hai piace presentato? molto. Come ti sei trovato? E poi ti volevo chiedere, hai presentato da solo o con altre persone? Perché sono due cose molto diverse, secondo me. No, sempre da solo, tendenzialmente Ok. sempre da solo, e questo è stato un bene, perché comunque per chi lavora stando sempre da solo sul palco è difficile poi condividere, no, lo spazio. Secondo me ti mancano anche un po' i tempi di reazione quando stai con un altro, se sei abituato a fare il monologhista. Però sì, quella del presentatore l'ho fatto veramente per un bel po' di eventi, a dir la verità, in generale. Tendenzialmente serate comiche, quindi molto banalmente le serate di stand-up comedy Napoli generalmente le presento io, quindi faccio da MC, come diciamo noi della stand-up. Faccio da MC io, o in alternativa o anche insieme a me Davide DDL, che è uno dei ragazzi insieme a Flavio Che Verdino, salutiamo, Adriano Sacchettini, che che salutiamo, salutiamo. del collettivo Stand Up Comedy Napoli, e quindi ci alterniamo, nel senso che o presento solo io o presenta solo lui, o presenta uno dei due la prima parte di serata e poi cede il testimone all'altro che fa il suo pezzo e poi attacca la seconda parte della serata, che è un format che abbiamo testato più volte e funziona, perché all'inizio magari facciamo anche un po' di scaldapubblico insieme con delle one line, per dire, quindi delle battute, una sorta di challenge per scaldare il pubblico prima di far salire il primo comico, che di solito è quello che si prende, sai, il gelo iniziale, Sì, deve un la po' posizione più togliere spiccata in scaletta. le E ragnatele. Adriano, Cioè. che salutiamo, mandiamo Salutiamo Nel Adriano. nostro caso è Daniele Tinti. Sì, Daniele, salgo, sì. Questa persona. salgo io per primo, oramai l'ospite in tutto. Comunque, allora no, ti volevo chiedere, volevo parlare di un'altra cosa. Allora, tu sei di Napoli. Nel mondo della Napoli c'è, vabbè, una tradizione teatrale e anche comica importante, però forse anche too much, nel senso che quanto pensi sia caratterizzante essere napoletano? Cioè, agli occhi del pubblico, quanto ti vedono come ecco, è arrivato il comico napoletano? Allora, io ti dico, quando all'inizio, no, prima parlavamo del periodo in cui ho iniziato all'Oppio Caffè e nei vari laboratori Zelig. Tu devi sapere che all'inizio, quando scrivevo i pezzi, che però è una cosa che anche adesso, diciamo, tendenzialmente non cerco di non mettere mai il dialetto napoletano. Non è che cerco, non è che mi sforzo per farlo, che io parlo così, con un'inflessione, con ogni tanto delle parole in dialetto, però tendenzialmente non è che ho la... Perché sai, i cabarettisti napoletani di solito chiudono la battuta col dialetto, Sì. che a me da spettatore ha sempre fatto molta antipatia in realtà, perché
quasi fai ridere col suono del dialetto, non con la battuta, col contenuto della battuta. E allora io ho sempre cercato di evitare questa cosa e nei primi pezzi, essendo un giovincello quindicenne, non mi veniva di parlare dell'essere napoletano, parlavo della mia adolescenza, eccetera, ma mi rendevo conto che essere napoletano in qualche modo creava una sorta di aspettativa, di pregiudizio, per cui loro si aspettavano, soprattutto se poi, come nella grande maggioranza dei casi, mi esibivo in un'altra città, loro si aspettavano che quasi io dicessi qualcosa sul mio essere napoletano, che è una cosa che poi mi ha fatto riflettere, e poi negli anni sto cercando in realtà sempre di trovare la mia identità, la mia collocazione precisa. I comedian americani dicono che non si trova mai la vera comedy voice, no? C'è sempre questo processo di ricerca, che è vero in realtà, però nel farlo mi sono reso conto che in realtà io volevo, cioè sentivo, quando a un certo punto ho sentito la necessità di parlare anche di questo mio aspetto, quindi territoriale, di origini, e allora l'ho messo in atto, però sempre a modo mio, cioè sempre cercando di evitare quella cosa un po' forzata, no? Però è inevitabile, nel senso che io nel rispondere a questa cosa ho sempre usato un'analogia che cioè in questi giorni mi rendo conto che ha un altro sapore molto calzante, cioè ho sempre detto questa cosa, che voler fare il comico ed essere nato a Napoli è come essere un calciatore, fare l'attaccante ed essere nato in Argentina, no? Ti scatta inevitabilmente il paragone a un certo punto con Maradona, che è stato il più grande di tutti, argentino, magari sei attaccante pure tu calci di sinistro, e subito, tac, no, parte il... Sì, Noi a certo. Napoli abbiamo, in quanto a comicità, tanti, diciamo, illustri predecessori, quindi nel momento in cui inizi già c'hai questo peso sulle spalle che poi a un certo punto è inevitabile che ti mettono in paragone, o che chiaramente c'hai questa cosa. È una cosa tanto bella quanto brutta, c'ha i suoi pro e i suoi contro, però è uno degli aspetti, diciamo, che rende Napoli Napoli. Ma quali sono i pro? Perché mi sembra una cosa pesante, cioè nel senso che allora immediatamente è Troisi, è Totò, è qua, è là, e allora Napoli, allora devi fare Allora sei uè. simpatico, siete tutti simpatici, ma voi avete una marcia in più, ma voi basta Sì, solo esatto. dialetto. O Queste cose comunque qua. tu devi dire che c'avete una marcia in più, cioè nel senso tutta quella cosa, quell'aspettativa là è un po' pesante, immagino. Sì, è molto pesante, però sai, io la vivo come un'opportunità, cioè un'opportunità di ribaltare in qualche modo la cosa e di dimostrare che io non c'ho bisogno per forza di quella roba là per farti ridere, ma che oltre a quello io ti posso portare dei contenuti, che è esattamente quello che ha reso grandi gli illustri predecessori. Cioè Troisi era un genio perché queste cose non se le ha mai poste come problemi, e soprattutto, per esempio, il suo modo di trattare i luoghi comuni, gli stereotipi, per me è sempre stato un faro, cioè un modo di, come devo dire, una fonte veramente di ispirazione, inteso proprio nella maniera più nobile del termine, nel senso che il modo in cui lui riusciva a ribaltare gli stereotipi, eccetera, è una di quelle cose che tu guardi e dici, ma meno male che ho questo tipo di predecessori che in qualche modo ti hanno anche un po' indicato la via. Poi sta a te capire se vuoi seguire quella scia lì o se vuoi fare tutt'altro, adagiarti sul dialetto e sul fatto che siamo simpatici e farti bastare quello per far ridere. Certo. L'ultima cosa che hai detto non l'ho capita, scusa. Sim simpatici. Era una cosa... È come la scheda SIM. No, volevo dire una cosa, io stavo pensando che effettivamente questa c'è a Napoli, questa cosa, però a Roma tipo non c'è, o in altre città. Stavo proprio per dire questo, non c'è nessuna città che è così tanto caratterizzata come Napoli, forse un po' i siciliani. Anche io pensavo quello, che magari uno pensa... Che è un po' diverso, però i siciliani che ancora adesso vanno, che pure si fanno carico di questa cosa, però se vedi Masterchef, ogni concorrente siciliano fa io sono siciliano e quindi, e ogni piatto si chiama dalla Sicilia nel piatto, la Sicilia con amore, tramonto a Siracusa, è tutto quanto territoriale, però nessuna, cioè forse soprattutto a livello di comici o immagino anche di attori, mi sa che non c'è nient'altro in Italia che ti caratterizza a livello locale come essere napoletano. Stavo pensando magari a Roma, forse la generazione quella precedente, molto precedente alla nostra, che poteva essere quella di Brignano, per dire, di Battista, magari potevano averci il paragone con Proietti, per dire. Ma nemmeno tanto, secondo me. Cioè, Brignano comunque
comunque è stato allievo, no, di Sì. Proietti, quindi il paragone secondo me nasce anche per quello. Però il modo in cui nel momento in cui un comico napoletano inizia ad affermarsi, viene inevitabilmente paragonato no, associato a, secondo me quella roba là a Roma non la trovi. No, secondo me no, e secondo me è anche incredibile come un comico, al di là di Brignano, che comunque è abbastanza nazional popolare, però come Maurizio Battista, che è proprio un comico romano che ti parla di San Giovanni, Roma, cioè sì. parla proprio delle zone, dice sei de zona, la Tuscolana, poi tra l'altro è la zona mia e di Rapone, quindi figurati, lo incontriamo tra colleghi, ci si di casa incontra nostro, sì, è un vicino di casa. Però pure Battista riesce ad avere comunque sia un'esposizione e un riconoscimento a livello nazionale che sono anomali per una persona che ti parla di Villa Lais, cioè veramente ma è diverso perché secondo me Roma viene vista anche un po', cioè a parte che è la capitale, no? Però se ci pensi anche il dialetto, il modo di parlare è più un'inflessione che un vero e proprio dialetto. Adesso non me ne vogliano i romani, però si apre molto di più al nazionale. Sì, si capisce anche di più, qui non me ne vogliono i napoletani, però un napoletano che parla napoletano stretto noi non capiamo niente. Neanche io, guarda, ci sono alcune zone di Napoli, della provincia soprattutto, che sono dei dialetti che sono proprio diversi dal napoletano, che se tu parli nell'entroterra in un certo modo io ho difficoltà anch'io a capire. E secondo me c'è anche il fatto che visto che per un secolo, anche di più probabilmente, no, diciamo un secolo, la televisione e soprattutto il cinema sono stati fatti a Roma da attori romani, e quindi tutta la grande generazione del neorealismo c'era Roma e i poveri romani e questi personaggi romani che parlavano comunque sia con l'inflessione romana. Il romano è diventato un po' una sorta di italiano per estensione, sì. Quindi, sì. per esempio, io che mi sono accorto sul palco, soprattutto più sono stanco, magari se faccio uno spettacolo, alla fine dello spettacolo sono stanco, ogni tanto parlo romano, però non vengo mai percepito come romano, cioè nel senso sì, per carità, io vengo da Roma, è chiaro che non nascondo di essere romano, però io non mi sento mai un comico romano e non mi sembra mai di essere percepito come un comico, ok, è il comico romano che parla la prospettiva del romano. Sai perché? Perché sei nato all'Aquila, quindi non sei romano. Guarda, io in realtà sono nato a Roma, però sei nato a Roma? Sono nato a Roma, però sono di L'Aquila. Però non so se Stefano si sente, poi Stefano non parla neanche, forse parla meno romano di me, nonostante. Sì. Quindi ti senti mai il comico romano? No, anzi no, ma neanche mi interessa troppo farlo, nel senso proprio non è una cosa neanche io che sento troppo, ma anche quotidianamente, cioè mi sento di Roma, però non penso che debba rappresentare io la città come hanno fatto altri. E non so se un po' se un po' da una parte mi dispiace, però dall'altra parte dico, ma questa è una cosa molto soggettiva, cioè il senso di appartenenza, cioè o ce l'hai o non ce l'hai, cioè non è che può essere indotto, nel senso che è una roba che devi sentire. Sì. Cioè, ovviamente sono affezionato alla città, però non penso di essere cioè, anzi spesso a me mi chiedono di dove sono, cioè anche i romani mi chiedono di dove sono. Quindi, e tu gli rispondi Namek. Esatto. Quindi boh. Questo ci porta a un altro elemento che si trova alle spalle di Vincenzo, un poster di Dragon Ball con Goku bambino. Sì, questo è il primo Dragon Ball. Il primo Dragon Ball, e quindi è inevitabile parlare in questo podcast, parliamo di Dragon Ball. Perché finalmente. Basta comicità, parliamo di cose serie. Allora, qual è la tua saga di Dragon Ball preferita? Volevo fare la stessa domanda, vedi? Veramente? No, pensavo il personaggio preferito. No, la saga Dragon Ball Z, penso su questo. Però quale? Quale sottosaga? Sì, allora, Radish, cioè quando si scopre quindi proprio a cavallo, che è proprio il Radish. A cavallo, esatto. All'inizio, tra... Goku giovanissimo adulto, appena neopapà. Goku neopapà. Esatto, neopapà. Quella cosa lì, perché si va a indagare sul passato, cioè si scopre per la prima volta, si dà un senso alla coda, allo Zaru, la trasformazione, si scopre che viene da un altro pianeta. Vedi, questo alle radici, quindi torniamo a questo discorso. Vedi, il senso di appartenenza. Sì.
Bellissimo. Noi napoletani siamo un po' i Saiyan della vita reale, sì, alla fine. Beh, adesso pure io, e allora voglio essere... vedi come senti senza pure tu. No, mi spiace, visto che non senti questa cosa. Beh, bellissima risposta, perché quella è molto underrated effettivamente come mini saga, sia per durata, sia perché Radish non è l'avversario più epico, però è anche la prima volta che muore Goku, cioè ci sono una serie di momenti, Piccolo diventa alleato, si scopre effettivamente in 2 numeri forse. Sì, e poi c'è lui che è il fratello, quindi comunque anche un fratricidio. È importante come cosa comunque. Sì, poi veramente... nelle trame, nelle sceneggiature, queste dinamiche familiari mi appassionano sempre molto, cioè, però fatte bene, non alla Beautiful. Quelle cose familiari però, vendicherò mio padre, queste cose qua mi piacciono un sacco. Quindi... Guarda, mi piace tantissimo questa risposta, perché quello effettivamente è un momento incredibile, perché veramente forse in termini di fumetti 2 numeri, però c'è Goku che arriva e c'ha un figlio. E 5 pagine dopo arriva Radish e scopriamo che Goku è suo fratello. Esatto, arriva Radish che è il fratello e scopriamo che Goku è un alieno. E fino a quel momento non lo sapeva. Bellissimo. Poi nella serie Goku muore insieme a suo fratello e scopriamo anche che Gohan è fortissimo, però segretamente. Non lo scopriamo, però intuiamo che Gohan è potenziale. E poi c'è la figura di Piccolo che è bellissimo, in 2 numeri. Esatto, l'ex nemico. Poi alla fine questo si conclude, se ci pensi, con, penso, uno degli scontri più epici che sta infatti nella sigla, Goku contro Vegeta, no, sui 2 cucuzzoli di montagna, che penso sia uno dei momenti più alti, in cui Goku, ricordiamo, perde, perché io sono Vegeta, sono un grande fan, cioè tecnicamente si può dire che perde, Vegeta scappa via, però Goku viene aiutato da tutta la Terra letteralmente e nonostante questo non riesce a sconfiggerlo. Quello è un po' è una cosa comune di tutti i nemici di Dragon Ball, nessuno riescono a sconfiggerlo da solo. Se pensi c'è Majin Buu, barano a livello universale, c'è tutta la galassia per sconfiggere Majin Buu. Però quello è il messaggio degli shonen in generale, insomma, che da solo non vai da nessuna parte, però con l'unione fa la forza. Quindi... Sì. C'è sempre l'eroe chiaramente che si fa portatore di questa cosa, però l'eroe è un simbolo di un gruppo. Da solo tipo Maradona, parliamo... tipo Maradona, è vero, però in realtà Maradona, il mito che poi Maradona si porta dietro è quello che poi lui in realtà da solo si caricava tutto quanto sulle spalle. Caricava la collettiva, è esattamente il contrario se ci pensi. Esatto. Lui si caricava una lotta di gruppo, no? Come Holly e Benji, questo possiamo dire. Come Holly e Benji, dove c'è Holly che si carica tutta la squadra, cioè fa tutto da solo praticamente. Però poi in realtà alla fine c'è sempre l'aiutante, c'è un documentario su Maradona, adesso a questo punto parliamo di Maradona, di Federico Buffa, che si chiama Un 10 de Cuero Blanco, un 10 di cuoio bianco, credo. No, non ha senso. Vabbè, comunque il numero 10 di stoffa bianca, che è molto bello, molto molto bello, si trova su YouTube, in cui dice che vabbè, Maradona è il più forte di tutti, parte palla al piede e vince tutto quanto, però la finale del mondiale dell'86 Maradona non segna, ma fa l'assist per Caniggia, e quindi quella è proprio la metafora della vita, cioè Maradona può portare, Maradona o i Maradona del mondo, i rivoluzionari, i messia, possono portarti fino a un certo punto, però poi devi essere tu popolo argentino, in quel caso Caniggia, a fare gol, lui ti può fare l'assist. E la stessa Claudio Paul. No, Caniggia attaccante e poi ha giocato anche nel Verona. Stessa cosa che si può dire della finale di Coppa UEFA contro lo Stoccarda, dove il gol lo fa addirittura Ciro Ferrara su assist di Maradona. Quindi ancora una volta, cioè Maradona ti può portare fino in finale e Maradona può crossare, però poi devi essere tu napoletano a fare gol, perché non è che Diego può fare proprio tutto, ci devi mettere pure il tuo. Quindi in realtà questo parallelismo di Maradona che si fa carico di tutto quanto, però poi l'ultima cosa ce la devi mettere tu, rimane sia Maradona sia probabilmente in Dragon Ball. Ma Caniggia non si chiama Claudio Paul, scusa? Ma ancora? Non credo. Sì, guarda che lui, io so solo questo di Caniggia e mi è venuta questa cosa molto diversi. Stefano, stai dicendo una cosa abbastanza importante. Allora sì, Claudio Paul, non lo sapevo, io sapevo io sapevo solo questo. Bravissimo, vedi, io non lo sapevo. Vedi? È proprio lui. Perché non lo so, c'ho delle emozioni ogni tanto.
Tu sai chi è Donadoni e Caniggia, vedi che bello. E Zola, Gianfranco. Bravo, bravissimo. Comunque questa puntata la stiamo registrando il 27 novembre, quindi insomma Diego Armando Maradona è morto 3 giorni fa e come ho già detto a Vincenzo non l'ho chiamato in quanto esperto di Maradona, però comunque sia, tu sei napoletano e stai a Napoli, com'è l'atmosfera adesso, in questi giorni? Allora, guarda, se fossi uscito di casa te lo saprei dire meglio, ma ti posso dire Dici? l'atmosfera a casa mia. No, allora, no, sì. dimmi l'atmosfera pure a casa tua in realtà, perché mi interessa molto, perché tu sei del 96, quindi pure Sì. anche come me, tu Maradona non l'hai vissuto Non come me, direttamente. cioè non è come Rapone che invece ci giocava insieme all'Argentinos Junior, pensa. Io, Claudio Paul e Diego. Esatto. Sapeva il nome, Diego capito? Armando. Quelle cose. Esatto, perché ci ha giocato insieme. Però com'è l'atmosfera a casa tua allora? Sì, no, allora guarda, Maradona semplicemente io lo definirei un simbolo, cioè uno degli ultimi simboli e aggiungo simbolo di Napoli, cioè che non è scontata come cosa, perché tra i simboli di Napoli generalmente ci sono molti, o se non tutti, napoletani, no? Edoardo De Filippo, Massimo Troisi, Pino Daniele. Maradona è argentino, ma in realtà noi lo consideriamo da sempre napoletano perché si è fatto carico di quella lotta di cui parlavamo prima, collettiva, anche del popolo napoletano, ha portato sportivamente il Napoli in alto, cosa che non era mai successa prima, ma in realtà anche c'è un discorso molto più ampio dietro riguardante proprio il popolo, la voglia di riscatto, eccetera. Quindi è uno degli ultimi simboli di Napoli. E uso il presente nel senso che magari muore l'uomo, però sarà anche retorica come cosa, però la leggenda, no, cioè quello che ha fatto resta alla fine. No, ma è vero, è verissimo. Quindi in casa mia, mio padre, diciamo, la grandezza di Maradona io forse l'ho capita attraverso il non entusiasmarsi di mio padre di fronte al calcio moderno. Cioè quando il Napoli ha vissuto anche dei periodi molto positivi, papà era sempre là, cioè, vabbè, ma Maradona era nata cosa. Quindi questa cosa qua, per me che non l'avevo visto direttamente, non l'avevo vissuto, mi ha fatto capire, cioè io ho vissuto periodi anche felici del Napoli, mi sono appassionato, sono un tifoso, come siete dalla maglia qui nell'angolo, quindi abbiamo avuto Lavezzi, Hamsik, adesso c'è Mertens che rispecchia quell'essere, diciamo, napoletano, pur essendo nato in Belgio. Però Maradona, ecco, come diceva appunto mio padre, è nata cosa, quindi chi ha vissuto quella cosa là ha degli standard talmente alti che chiaramente sarà sempre deluso dalla realtà, che non è il solito bias cognitivo di dire era meglio prima, è secondo me una roba oggettiva, per cui c'è stata proprio tutto quel processo di rivalsa, di rivoluzione, di riscatto, che è difficile, oltre che al talento calcistico poi inevitabile, che è difficile ritrovare in un calciatore. Sì, penso che quella sia la cosa che al di là della tecnica di Maradona come calciatore, quel senso di Napoli, che comunque sia, parliamo di Napoli alla fine degli anni '80, non un periodo proprio felice, cioè una città difficile. E arriva questo e tu vinci tutto quanto, e quindi veramente perché arriva lui, ti si carica sulle spalle e diventi da una città super problematica, super, vabbè, non lo devo dire io, ha la città, la squadra più forte di tutte, quella roba lì cioè non si può replicare, cioè nel senso, pure se adesso il Napoli vincesse lo scudetto comunque non sarebbe la stessa cosa. Assolutamente no. Perché adesso è una squadra forte che gioca e che potrebbe vincere, poi non lo vince, io figurati da romanista, stai sempre là, poi non lo vinci mai, però pure se lo vinci non sarà mai la stessa cosa di quella roba lì, che è veramente una roba da messia, che proprio arriva e ti salva. Pure perché poi tra l'altro era tutto un contesto culturale importante, no? C'era dietro un'azione quasi coordinata tra vari settori, perché c'era negli anni '80 c'era Maradona nel calcio che aveva preso il Napoli e si era caricato, poi usciva fuori una napoletanità diversa grazie alla smorfia e quindi a Massimo Troisi, che con i suoi film poi negli anni dopo è arrivato addirittura a essere candidato agli Oscar, no? Che lui da Napoli, dalla provincia di Napoli, dalla periferia, è arrivato nell'Olimpo del cinema. C'era Pino Daniele con la musica che ha rivoluzionato, quindi erano, perciò dico, i simboli di Napoli, perché loro in quello stesso periodo culturale, storico, sociale per la città
insieme, come se ognuno nei suoi campi, quindi Maradona sul campo da gioco, Troisi al cinema, Pino Daniele nella musica, eccetera, eccetera, perché poi c'era tutto sicuramente sto dimenticando qualcuno, però c'era tutta un'azione coordinata, hanno portato a un riscatto che, come dicevi tu, cioè seppure oggi il Napoli vincessero, no, non si dice, non lo dico, però seppure sto scaramantico, però seppure succedesse non sarebbe Non mai sarebbe la stessa cosa, no, certo. però si succede, non è che ci dispiace. Comunque, Male non sarebbe. proviamo, poi ti faccio sapere se è la stessa cosa oppure no. Posso fare una domanda su Maradona, che io appunto cioè, non so nulla di calcio, ma lui ha fatto questo famoso gol di mano, no? Sì. Quello è stato scoperto dopo che era stato fatto di mano, immagino, giusto? Alcuni giocatori inglesi se ne sono accorti subito, però l'arbitro no, e poi c'è alla moviola subito, però non c'era la moviola, non c'era il VAR. Non c'era, sì. Quindi questa cosa del gol di mano oggi è celebrata come una cosa comunque, cioè comunque è una cosa che non si dovrebbe fare. Gli inglesi lo odiano. Però perché viene celebrata? Perché ha fregato, cioè è una cosa che dice ha fregato le regole, è riuscito a segnare, cioè qual è il diciamo motivo? che il principio è un po' questo, però che io ricordi, adesso quel mondiale lì, c'erano state delle polemiche fuori dal campo e delle situazioni molto, diciamo, accese anche a livello politico, per cui quel gol là, fregare gli inglesi in quel modo, aveva assunto tutta un'altra valenza. Per cui quasi paradossalmente era più bello farlo così che non segnarlo normalmente. Poi se lo aggiungi al fatto che noi nella stessa partita ha fatto quello che oggettivamente è il gol più bello della storia del calcio, considerato da molti, no? I famosi 11 tocchi, in cui lui parte da dietro il centrocampo e arriva, scarta il portiere e segna. Se lo aggiungi a quella roba là, lui nella stessa partita ha fatto la grande beffa e il grande gol capolavoro. E quindi quella cosa lì messa insieme... Che poi lui va a esultare sotto la curva alzando la mano, se ne pente subito dopo guardandosi indietro se l'arbitro l'aveva visto. No, infatti la sua grandezza è proprio rendere celebrato un momento di scorrettezza, perché tipo 4 anni prima, insomma pochi anni prima, c'era stata proprio la guerra per le Falkland tra Inghilterra e Argentina, vinta dall'Inghilterra, ma proprio per una supremazia tecnica. Non mi ricordo dove avevo visto che semplicemente i cannoni sulle isole degli argentini sparavano fino a, fai conto, 100 metri, i cannoni sulle navi inglesi sparavano fino a 150, quindi le navi inglesi stavano a 150 metri e sparavano, fine. E quindi c'era proprio c'era questa questione qua. Lui, tra l'altro, la cosa incredibile è che lui gol di mano ne ha fatto più di uno in carriera, cioè lui era una cosa che faceva, lui essendo comunque sia molto basso, però lui stava là e veloce e non se ne accorgeva nessuno, cioè quello è proprio un colpo alla Maradona, era fare gol di mano, ma credo... Ma io cioè, infatti per farne ogni più volta di che ho uno, giocato a calcio, dalla partita di calcetto alle cose, ho sempre cercato almeno una volta durante la partita di toccarla con la mano. Incredibile. Pensa adesso col VAR non si potrebbe, lo annullerebbero, lo ammonirebbero. Vedi, il calcio moderno ci avrebbe tolto pure la mano di Dios. E tra l'altro gli inglesi lo odiano perché sono dei rosiconi infami, però come ha detto Maradona, è vero, gli inglesi mi odiano, però gli scozzesi mi adorano, e questa è la cosa più importante, perché lui era così, sempre dalla parte degli ultimi. Bene, sono molto contento che abbiamo parlato anche di Maradona. Adesso però siamo arrivati a una domanda tipica di Tintoria. Allora, non so se sai, Vincenzo, che Tintoria è il podcast della legalizzazione. Qui io ho sempre promosso la legalizzazione delle droghe leggere, e quindi chiedevo all'ospite cosa ne pensa della legalizzazione, ma questa domanda non mi dava soddisfazione. E quindi ho iniziato a fare la seguente domanda che pongo anche a te. Che rapporto hai, se ce l'hai, con la marijuana? E se tu e la marijuana avete un rapporto, che rapporto c'è tra te, la marijuana e la creatività? Allora, sarà molto deludente questa risposta, perché non ho un rapporto con la marijuana, nel senso che non ho mai fatto uso di stupefacenti in vita mia, stupefacenti in generale, di droghe in generale. La marijuana mi rendo conto che cosiddette droghe leggere, però non mai fatto uso. Però ti rispondo alla domanda che volevi fare, però sono favorevole alla legalizzazione, per quanto io non ne abbia mai fatto uso, non ne faccio uso, anche se molti appunto colleghi, molti amici mi dicono che aiuta un sacco per la creatività. Chi poi dice una cosa, chi ne dice una, però dicono che loro trovano ispirazione, eccetera. Io non ho mai testato questa cosa.
Anzi, questa cosa, capito, mi spinge e dice, ma io continuo, se mi vengono le idee buone pure senza droga, figurati con la droga, che in realtà è l'inverso di una citazione di Maradona, perché torniamo all'argomento di prima. Sì. Maradona in un'intervista disse, pensa che giocatore sarei stato senza la cocaina. E invece io dico, pensa che comico sarei con la marijuana. Con la marijuana, bellissimo. Che comico se ci siamo persi. Quando Kusturica ti viene a fare il documentario, tu dici, pensa se mi facevo le canne. Se mi facevo le canne, quanti monologhi più belli. Pensa se mi facevo le canne. Va bene, grazie mille della risposta. È vero, guarda, l'ho rivisto l'altro ieri, ho rivisto con la mia ragazza Maradona di Kusturica e mi sono rivisto quindi anche quell'intervista, e quella è un'altra cosa sottovalutatissima di quanto lui fosse per me possiamo parlare di Maradona tutto il giorno, di quanto lui fosse forte, è che se c'è oltre a Maradona e Kusturica c'è anche un altro documentario, si chiama credo Diego Maradona su Netflix, fatto Maradona da Capadia, non mi ricordo il nome. È quello più recente, sì, bellissimo, lo consiglio a chiunque. E quello è bello, infatti. È un capolavoro, è lo stesso regista che ne ha fatto uno su Amy Winehouse e uno su Ayrton Senna. Quello su Maradona e pure quello su Senna è incredibile, quello su Maradona è pazzesco, e Maradona dice che il secondo scudetto del Napoli, perché il primo, vabbè, quello dell'87 è la leggenda incredibile, ma il secondo scudetto lui lì già era totalmente dipendente dalla cocaina, e quindi lui spiega proprio che lui la domenica giocava, vincevano, andava, la sera si usciva con la squadra a cena per festeggiare, lui dopo cena cominciava a drogarsi e si drogava fino al giovedì. Il giovedì smetteva perché la cocaina per i controlli antidoping, se smetti 3 giorni prima poi non ti resta nelle urine. Il giovedì smetteva, cominciava ad allenarsi da solo senza mai allenarsi con la squadra, quindi lui era proprio completamente alla deriva. Si allenava da solo, sudava, smaltiva, poi andava domenica e era talmente più forte che comunque il Napoli ha vinto lo scudetto nel 90, e la Serie A negli anni 90, nel 90 era il campionato più difficile del mondo, c'erano i più forti giocatori del mondo, però comunque Maradona, dominato dalla cocaina, comunque sia ti faceva fare lo scalino in più e ti faceva vincere lo scudetto, quindi veramente senza allenarsi con la squadra, senza... Sì, veramente incredibile, troppo forte. Sì. E va bene, allora siamo arrivati guarda Stefano, se tu hai altre domande, io intanto cerco le domande del pubblico, che però mi ricordo erano, per tornare al discorso di prima, molto napolicentriche. Io intanto dico al pubblico che ci sta seguendo adesso, se hanno domande per il nostro ospite Vincenzo Comunale, fatele nei commenti e noi le leggiamo. Io no, perché non le vedo, però... Ma forse puoi vederla anche tu, se metti su comments. Sì, ma se io... su comments, vedi, io sono tutti i commenti. Sono un po' di commenti che... Con Vincenzo avuto il piacere, salutiamo. Salutiamo Magro Disney. Allora, perché guarda, mi hanno fatto le prime 5 domande, sono le 5 domande che ti abbiamo fatto noi, e quindi già sono vedi, tutte su Napoli. Però no, non tutte su Napoli, però vabbè, sono tutte oppure cose simpatiche, tipo ma se effettua l'upgrade passa a regionale, poi a statale, eccetera, eccetera. Sì, questa era dalle elementari, credo, che non sentivo. Capito? Quindi non mi andava di tirare fuori battute sul cognome. Però invece un altro cita battute perché dice: ma come mai Riccardo Rossi faceva comunale? Sì, quella è stato dopo, la seconda fase mia battuta, perché la prima era Comunale di Torino. Comunale è vero, me l'ho dimenticato. Infatti, sai che i miei pensavano che tu fossi di Torino, perché ma non solo i tuoi, a me mi hanno scritto persone di Torino, di che zona di Torino sei, che è la cosa più divertente, che io ho questo accento che non credo possa mai sembrare torinese in nessun universo, e quindi è evidente che io sia di Napoli, però la gente ci crede perché Riccardo faceva Comunale di Torino, solo che nessuno capiva questa cosa di Comunale di Torino, che lui si riferiva allo stadio, che non c'è solo a Torino. Però a lui gli faceva un sacco ridere, finché Giovanni a un certo punto gli ha detto: guarda, basta, basta! Mi ricordo una puntata in cui scrissero, non so se vi ricordate, sul copione a fianco al mio nome tutte le volte no Comunale di Torino, come indicazione per Riccardo Rossi, che non doveva più chiamarmi così. E quindi da lì Comunale, così alla napoletana. Comunale alla napoletana, stupendo. Un saluto a Riccardo Rossi, un saluto a Giovanni Benincasa, un saluto a tutto il cast di battute che insomma
Salutiamo, gli siamo vicini in questo periodo difficile per tutti. Allora, poi invece mi sono arrivate tutte domande da uno stesso profilo, però sono domande molto belle. Allora, cosa pensi dei comici che si credono detentori del diritto a scherzare, ma poi sono suscettibili? Ah, ok, sono tutte domande polemiche. Comunque, cosa pensi dei comici che si credono detentori del diritto a scherzare, ma poi sono suscettibili? Questa topic di discussione per tutti e tre. Secondo me se fai il comico fai un lavoro in cui ti metti in gioco, no? Con l'ironia, quindi non puoi non essere autoironico tu per primo, quindi che senso ha poi essere suscettibile? Non so come la pensate voi, però secondo me se tu ti esponi, scherzi sulle cose, ci sta che gli altri scherzino su di te. Sì, sono d'accordo nel contesto della comicità, cioè nel senso io a uno spettacolo comico, durante un contenuto comico prendo in giro le cose o comunque faccio battute su cose, persone, e chiaramente in quel contesto se vengo preso in giro a mia volta ci sta. E diciamo poi se invece uno ti scrive su Instagram a coglione e tu rosi che lui fa vabbè ma sei un comico, dici vabbè ho capito, no, mi hai dato del coglione. non è che non me la prendo se fai così, cioè, sì, sono due cose. Esatto. Ma sì, mi ha insultato la mamma. Esatto, esattamente, diciamo c'è un limite. Infatti c'è un po' questa percezione che siamo tipo dei, che ne so, dei jukebox che devono fare ironia su tutto, così, e poi, cioè, come se non fossimo esseri umani pure noi, cioè è normale che ci stanno delle cose che magari possono dare fastidio, poi ognuno darti fastidio, come quando ti chiedono la battuta in ogni momento, cioè dici fai il comico, la classica cosa, dimmi una battuta, no, che è il classico atteggiamento da jukebox, no? Metti la monetina e parte la battuta. Cioè poi diciamo, poi spesso sono cose che uno ha sentito 1000 volte, poi come dicevi tu appunto ti esponi, quindi sei comunque vulnerabile, cioè non è che tu stai, quando fai una cosa comica, non è che sei necessariamente quello più forte, anzi sei quello più esposto al giudizio ogni 30 secondi praticamente quando stai, quindi è normale che uno si senta più vulnerabile, poi ovviamente uno risponde con l'ironia oppure rosica, però ci sta anche, cioè secondo me è anche umano. Certo. Sì, secondo me la cosa peggiore di tutte è quando durante uno spettacolo c'è il pubblico che si sente in dovere a volte, non il pubblico, ogni tanto c'è qualcuno che confonde il monologo e pensa di dover intervenire, anche se ci stanno altre 50 persone che hanno pagato un biglietto per vedere uno spettacolo e quindi magari non è il momento di parlare. Quando vai a teatro in un locale a vedere una performance puoi anche ascoltare. E la cosa peggiore è quando pensano di essere simpatici dicendoti una tua battuta oppure un riferimento a te che tu hai detto in un altro spettacolo e fanno tipo perché questa cosa qua, e tu pensi proprio ma tu come pensi che questa cosa faccia ridere me o chiunque altro del pubblico che l'ha appena sentita? E poi dicono vabbè scusa è una battuta tua, non ti fa ridere, e resti proprio là a fare tipo guarda non c'è niente che mi faccia meno ridere di una mia battuta detta da un'altra persona. Assolutamente. Ma perché a volte non si capisce il contesto, cioè nel senso la comicità va contestualizzata, no? Quindi anche un riferimento, cioè magari c'è un momento per stare zitto e ascoltare le battute, è un momento invece in cui per rispondere, quindi quando non si capisce quella linea, quel confine. E su questo tema c'è una domanda anche tra i commenti, non so se Stefano lo vuole leggere. Sì, che dice la scena social ha rotto i confini del palco, ora molti vivono su Instagram e mettono tutta la loro vita, quindi chi decide quando è comicità e quando è vita reale? Bellissima domanda. Questo vabbè, è il problema dei social in generale, questo però non è solamente dei comici, cioè, poi ovviamente il comico in che generale, sì, c'è chiunque fa una diretta su Instagram o si mette lì, è chiaro che non è che sta facendo un reality sulla sua vita, cioè magari decide in questo momento parlo di quello che mi va, come adesso noi stiamo qui, diciamo così a chiacchierare, cioè in quest'ora noi ci mettiamo a chiacchierare, però non è che mettiamo tutta la nostra vita e dobbiamo essere certo, non è che ti esponi, ti annudo su sì. No, il confine secondo me esiste, nel senso che io per esempio quasi mai uso i social per cose personali, cioè nel senso
quasi mai metto una foto con amici, con la mia ragazza, eccetera, perché è una cosa che cioè non lo so, non mi viene proprio istintivo fare. Li uso per il lavoro che faccio, cioè quindi per mettere video, cose, limitatamente tra l'altro anche quello, perché non metto molte cose che faccio sui social, li uso, cioè preferisco il live, ecco, al 100% in tutte le cose. Però sì, li uso come veicolo di immagine, mi rendo conto che oggi poi se non stai lì e se non ci stai in un certo modo quasi non esisti, no? Quindi è quasi più importante la narrazione che l'evento in sé, quindi è come lo racconti che non quello che è successo veramente, che è triste da un lato, però dall'altro diciamo domina come dire, l'importanza dello storytelling, è quello che secondo me fa la differenza. Sì, ci stanno appunto anche magari quelli che mettono più cose, anche qua, ce l'ha detto anche qui nel commento, mettono 1000 stories oppure fanno dirette più lunghe in cui parlano delle cose più personali, però anche lì è chiaro che il patto è che io sto facendo questa cosa per intrattenere il mio pubblico, ma non è che questo ti dà il diritto poi però di fare, non so, o commenti o di entrare nel quella che poi è l'ambito privato, cioè è chiaro che io condivido questa cosa, ma è una mia scelta, cioè è una cosa consensuale tra me e il pubblico che sto facendo questa cosa. Quando poi si spegne anche questa telecamera, diciamo, poi quello rimane nella... Sì, diciamo che comunque la differenza tra comicità e non comicità può essere anche più fluida, però la differenza tra vita reale, persona reale e persona social è ancora abbastanza delineata, quindi se io faccio una diretta dove parlo dei cazzi miei e sotto la gente mi commenta, io secondo me posso rosicare limitatamente, cioè nel senso se la gente commenta quello che sto dicendo è anche un po' l'obiettivo di quello che sto facendo. Se però la gente sconfina, a parte su quello che mi fa rosicare a me e poi in generale nella vita reale e parla di me, non me sullo schermo, non me performer, non me che sto mettendo fuori contenuti, ma di me Daniele nella mia vita fuori da questa diretta, allora poi sta a me decidere se è andato troppo in là o no, sempre secondo me. Allora, c'ho tutte altre domande che però sono estremamente polemiche e invito questa persona a rifarle alla puntata numero 50. No, perché non voglio tirarti in mezzo a questa roba, però sono domande interessanti che, guarda, se ci sta ascoltando, rifalle alla puntata numero 50 e ti rispondo. Però questa è interessante. Per Freud l'ironia è la più sofisticata forma di difesa. Vincenzo, tu da cosa ti difendi? Madonna, ma questa è una seduta... No, io mi difendo da quello da cui secondo me ci difendiamo tutti nel momento in cui saremo sul palco, dalle nostre insicurezze, dalle nostre paure. Cioè adesso più che Freud mi viene in mente il concetto di divertissement di Pascal, no? Cioè il che divertimento salutiamo. inteso come... Che salutiamo, Blaise Pascal, che immagino segua sempre Tintoria. Sempre. Questo concetto di comicità e divertimento come distrazione, no? Letteralmente lui lo traduceva così come distrazione dai pensieri, cioè dalla paura di morire fondamentalmente. Poi tutto si riconduce a quello, come in tutta la filosofia, sempre questa paura di morire, più che paura, consapevolezza di dover morire. Quindi io immagino che la comicità nasca sempre da quello, cioè dal non prendersi sul serio e dal non prendere sul serio quello che hai attorno. Quindi è anche per questo che io quando salgo sul palco cerco sempre il mio modo preferito di scrivere i pezzi, di fare monologhi, eccetera, è il pensiero laterale, quindi di guardare una cosa da un altro punto di vista e far ridere attraverso quella cosa. Questo credo sia, oltre che, vabbè, i classici pezzi in cui uno fa storytelling, racconta delle cose, eccetera, però penso che questi meccanismi, alla fine, sì, è vero, nascondono una difesa da tutte quelle cose che se non ci fosse la comicità dovremmo affrontare con la serietà e con quindi la consapevolezza di dover morire. Mi sembra una grande risposta. Non so se Stefano vuole aggiungere qualcosa, ma se no... No, invece mi sembra un bellissimo modo di chiudere la puntata. Abbiamo fatto un'ora e abbiamo tirato fuori un sacco di cose molto interessanti. Mi è molto piaciuta questa puntata. Allora, grazie. Ti ringrazio io a te di essere venuto ospite e di essere stato guarda, io a me di grande qualità. Mi dispiace solo di non essere potuto venire lì materialmente per provare i tuoi magnifici microfoni che hai attaccato, firmare la cosa di Tintoria, quindi spero che ci sarà occasione.
quando si potrà dovrai venire qua, dovrai firmare, faremo tutte storie. Sì, c'era uno spettatore che teneva il conto delle persone che mancano, insomma, da firmare, che sono venuti e non hanno firmato, quindi poi ci aggiornerà, insomma, che poi... No, veramente, ci tenevo, vi ringrazio, sono io che ringrazio voi perché, vabbè, a parte Tintoria, quando posso lo seguo, come dicevo sempre prima a Daniele, molto figo, quindi grazie a voi per la chiacchierata. Dai, grazie mille, grazie Stefano. Allora ringrazio tutti quanti, tutte e tutti, e li invito a seguirci alla prossima puntata. Aspetta, fermi tutti. Vincenzo, sei arrivato alla fine della puntata, hai il microfono a tua disposizione, se devi promuovere qualcosa, dare un messaggio, fare un saluto, è il tuo momento, scusami. No, di che, no. Allora, ci sono, la mia prossima data è mai. Sì, certo. Adesso, quindi spettacoli non ce ne sono, cose in TV c'è appunto su Comedy Central la nuova stagione di Zelig in cui ci sarò anch'io, non so a quale punto, ma ho registrato un po' di puntate, quindi sparse prima o poi su Comedy Central ci saranno queste cose. Sono riuscito a fare pelo con il lockdown, quindi l'unica cosa, diciamo, che non è zompata quest'anno, a differenza di tutto il resto, quindi questo. E poi un messaggio, un saluto a tutti, un saluto a tutti quelli che hanno guardato, che guarderanno soprattutto in futuro la puntata su YouTube. Fateci sapere come si sta nel futuro, scrivetecelo nei commenti. Scrivetecelo nei commenti. Chiedi a Zelig, insomma, per quella cosa. Ti faccio sapere, mo li chiamo, perché dico, Marapone mi dice... come vedo di intercedere, non ho potere a riguardo, però... Puoi. Va bene, grazie mille di nuovo Vincenzo. Almeno la borraccia, vedo almeno la borraccia. Quantomeno. Almeno quella. Va bene, grazie Vincenzo. Grazie a voi ragazzi. Ciao a tutte, ciao a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.